Il calcio Padova femminile inciampa sul più bello. Quando tutti pregustavano la seconda vittoria in 2 partite di campionato che avrebbe proiettato le ragazze biancoscudate in testa alla classifica a punteggio pieno, è arrivato invece un brusco stop. Sognare era lecito, visto che l'avversario di giornata era quel Gordige già battuto per 5-1 in Coppa Italia, non più tardi di un mese fa. Invece le ragazze di Cavarzere si sono dimostrate un osso molto duro, indirizzando la partita già dopo un quarto d'ora. Gordige che si porta in vantaggio con un gol bellissimo di Sacchetto, che supera Orlando con un gran tiro da fuori area. Il raddoppio arriva 4 minuti dopo ed è firmato da Piron, che sfrutta al meglio un assist di Marangon. Il Padova è gelato, ma al 22esimo del primo tempo avrebbe la palla buona per riaprire il match. Lisa Dal Bianco però spara sul portiere in uscita. A inizio ripresa l'occasione migliore capita dopo appena 2 minuti, sulla testa e sui piedi di Ilaria Lancellotti, fermata soltanto da un doppio intervento prodigioso dell'estremo difensore avversario. Il Padova fa la partita, colleziona calci d'angolo e tiri da lontano, ma non riesce mai a scardinare la difesa avversaria. Nei minuti finali ci provano anche Chiara Sarain su punizione e Aurora Favero dopo una pregevole azione corale, ma le veneziane riescono a mantenere anche la porta inviolata. Finisce quindi 2-0 e per le ragazze di Michele Mafficini è la prima sconfitta in campionato. Il prossimo impegno vedrà il Padova tornare in casa sul sintetico di Mortise in via Vermigli, dove sbarcherà il Pordenone, appena retrocesso dalla Serie A e reduce dal 5-0 rifilato domenica scorsa al Ferrara.